Avevano messo a segno 3 rapine in 20 giorni, nel mirino dei malviventi bloccati dai carabinieri di Vittorio Veneto diverse tabaccherie. Questa mattina l'udienza di convalida davanti al GIP Marco Biagetti. Nel pomeriggio la decisione: i 2 rapinatori rimarranno in carcere. La banda era composta da 3 persone: i 2 arrestati, il 46enne di Conegliano e il 56enne di Vittorio Veneto, che facevano irruzione nei negozi con il volto travisato da passamontagna ed armati di pistola e coltello, ed una donna che controllava la zona, che è stata denunciata. L'accusa rimane per tutti rapine aggravate in concorso. Davanti al giudice i 2 non hanno parlato, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Fra le 3 rapine, quella ai danni di un piccolo market tabaccheria Refrontolo, la cui titolare, la signora Edda, 81 anni, era rimasta terrorizzata. La banda agiva quando i negozi stavano chiudendo verso le 19. I militari dell'arma li stavano tenendo sotto controllo da tempo. Dopo l'ultimo colpo a Santa Maria di Sala, i carabinieri hanno bloccato l'auto con a bordo i malviventi al casello autostradale di Cordignano. Occultate in macchina la pistola e nelle abitazioni sono stati trovati coltelli. Le indagini dei carabinieri per accertare se questo trio sia responsabile di altre rapine.